Un sostegno per le TV locali arriva dalla parlamentare di 5 Stelle, onorevole Caterina Licatini, siciliana originaria di Enna, che in una interrogazione parlamentare al Ministro per lo Sviluppo Economico, a Giorgetti, afferma che il cambio delle frequenze danneggia le TV locali. Lo Stato deve intervenire per tutelarle e impedirne la chiusura. La parlamentare continua come bisogna sostenere l'innovazione, ma senza che le realtà economiche più modeste e i servizi fondamentali per le nostre comunità ne paghino come sempre le conseguenze. Così l'onorevole Licatini di 5 Stelle, commentando le difficoltà che il cosiddetto refarming, il cambio delle frequenze televisive dovute al nuovo digitale terrestre, sta provocando per le TV locali. L'onorevole Licatini ha infatti presentato un'interrogazione al Ministero dello Sviluppo Economico per far fronte a questa situazione che nel 2022 vedrebbe soccombere moltissime tra le emittenti più piccole e dunque più svantaggiate sul piano economico, come sta succedendo in Veneto e è già successo in Sardegna. I rischi che corrono le piccole TV private a causa del nuovo digitale terrestre si prevedono già da novembre, afferma l'onorevole Licatini, da quando in molte regioni italiane sono iniziate le operazioni di spegnimento dei ripetitori televisivi che trasmettevano proprio sulle frequenze 694-790 MHz, proprio quelle utilizzate da moltissime TV locali. È una discriminazione davanti alla quale non possiamo restare fermi. Per questo, continua l'onorevole Licatini, ho chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico interventi volti a impedire che le piccole televisioni locali siano costrette a chiudere o a subire danni ingiusti. Si tratta non solo di rispettare e tutelare il lavoro di centinaia di persone, ma anche di valorizzare un servizio importante perché fondato su uno stretto rapporto di vicinanza e di fiducia con le comunità di riferimento. E intanto da parte del presidente dell'AREA, il sindacato che riunisce le emittenti televisive italiane più piccole, Antonio Diomede, arriva il ringraziamento a quei parlamentari che hanno sostenuto nell'ultima finanziaria gli emendamenti in favore delle TV locali, ma che alla fine non sono stati accolti per via della fiducia chiesta dal governo Draghi. Come presidente dell'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, desidero ringraziare i parlamentari che hanno sostenuto la nostra richiesta di emendamenti al famigerato DPR 146 del 2017, firmato dal presidente Mattarella. Emendamenti che sarebbero serviti a salvare centinaia di piccole emittenti radiotelevisive e migliaia di posti di lavoro. Purtroppo ancora una volta tutto questo sforzo è stato vanificato da parte del governo attraverso il ricorso al voto di fiducia che ha eluso tutti gli emendamenti non inseriti nel maxi emendamento del governo. Si è persa quindi un'altra occasione per cancellare un autentico vulnus della nostra democrazia in dispregio degli articoli 21 e 41 della Costituzione che tutelano la libertà di stampa e la libertà d'impresa. Ma noi non molleremo. La nostra battaglia continuerà senza esitazione per impedire che svanisca nel nulla una realtà che per molti anni ha reso l'Italia un esempio nel mondo sul piano del pluralismo dell'informazione.